E dopo l'articolo di ieri che ci stava quel famoso suono forte boato in Calabria, adesso è la volta degli Stati Uniti. In effetti a Brooklyn, già da diciamo da molto diverse settimane, diciamo così, gli abitanti sono costretti a sentire questo forte ronzio, lo chiamano un forte rumore, che non li fa vivere bene in effetti perché si sente sia fuori gli appartamenti che dentro gli appartamenti. Quindi tanti sono andati a lamentarsi perché questo suono sta portando anche un disturbo a livello di salute. Quindi diciamo che sono andati in ambasciata, diciamo, in comune per vedere questo suono da dove provenisse, diciamo, nella contea per vedere questo rumore, però nessuno sa questo rumore da dove viene in effetti. Si sono rivolti contro le autorità con lamentele su questo problema, tuttavia ancora oggi nessuna azione è stata presa, ma non perché non è stata presa, perché non sono riusciti a trovare la causa di questo forte rumore. Diciamo che influisce negativamente sulla condizione delle persone. Alcuni hanno dei sintomi un po' particolari, tipo quello di una sbornia, mentre altri lamentano di un dolore alla testa, quindi come se questo rumore portasse anche qualche cosa a livello psicologico, di salute, diciamo che ci sta persone che sentono una pressione sul naso. Diciamo è inutile tenere le porte chiuse o aperte perché il rumore rimane uguale, quindi diciamo il suono passa attraverso le porte chiuse, le finestre chiuse, quindi non è, ciao Maria, non è un problema di avere le finestre chiuse o no, perché il problema rimane, quindi anche se giustamente i complottisti, come di solito dicono, pensano che sia qualche arma, diciamo, a livello armi sonore, queste sperimentazioni sui civili, diciamo, in effetti, questo è quello che pensano perlomeno gli ufologi, i complottisti, queste persone qua, perché il suono attraversa, diciamo, le pareti, le finestre, cioè è inutile, lo senti fuori e dentro casa, quindi non è un problema, ti chiudi dentro e va bene, risolvi il problema, no? Perché questo suono, quello è una specie di ronzio, ci sta. Ma questo sicuramente, ma non diranno mai che cos'è. In effetti questi sono i residenti di Brooklyn, quindi una bella, diciamo, città, non è una cittadina piccolina, ma una bella città. Qua si parla di Brooklyn proprio come città che ha questo problema. Brooklyn, quindi proprio una città, diciamo, New York in effetti, ragazzi. Quindi alcuni dicono che questo rumore influisca sull'umore, diciamo su tante cose. Però il problema è che anche se sono andati giustamente alle autorità locali, però questo rumore non si trova da dove provenga perché è misterioso, cioè hanno provato a controllare antenne, tutto, ma non trovano nulla. Come quel video che ho fatto ieri diciamo, in Calabria, che questo forte boato avevano detto che forse era l'aereo, forse era un terremoto, ma non era nessuno dei due al finale, neanche quella spiegazione è stata data, come sicuramente neanche questo fatto sarà spiegato da qualcuno, quindi continuano questi suoni, diciamo, apocalittici, come dicono loro, in tutto il mondo, mo indipendentemente che stiamo in Calabria o stiamo in America, quindi qua è Brooklyn. Ieri era in Calabria, quindi stiamo proprio diciamo l'opposto in effetti. Ma molti chi dicono giustamente persone molto cattoliche, chi dice sono le trombe dell'Apocalisse, chi dice che è la venuta di Gesù, quindi le teorie che fanno su internet sono tantissime, quindi sarebbe un casino elencarle tutte, anche se secondo me qualcosa di strano è. Non credo che siano le trombe dell'Apocalisse, questo no. Però credo più che sia qualche cosa a livello sperimentale, queste cose che questo è capace che è.
oppure qualche cosa che viene dalla terra stessa. Questa cosa qui più penso che sia la cosa più fattibile, diciamo. Però ragazzi, come sempre vi dico, non sanno il motivo, non è che non lo so io. Quindi, e questo è successo una settimana fa, prima che succedeva, diciamo, qua in Calabria, diciamo in Italia, quindi lì è già una settimana. Sì, sì, mi sa cosa di sì. Quindi il problema in America sono già oltre una settimana che hanno questo ronzio, però nessuno sa spiegare da dove viene, che cos'è. Sono andati anche giustamente dalle autorità locali, ma neanche loro lo sanno, quindi hanno provato con le antenne, diciamo con le radio, queste cose più fattibili, ma non risulta nulla, cioè anche con i sensori di suono non riescono a capire l'origine. Cioè in effetti quando viene messo un suono con il sensore del suono tu localizzi la posizione da dove parte il suono. Loro non l'hanno trovato, questo è il problema. Cioè se io ora sento un rumore no, forte, prendi il localizzatore di suono, lo metti fuori e vedi il rumore da che parte viene, nord, sud, ovest, finché cammini, trovi la fonte del rumore. Questi l'hanno fatto, purtroppo non trovano nulla. Girano, sentono lo stesso rumore da tutte le parti, quindi è come se fosse a livello globale. Quindi o gira a destra o gira a sinistra, o vai dietro le spalle, o tutti gli angoli che ci sono, ti giri intorno a te. Il rumore sembra come venire da tutti i lati, quindi non c'è una direzione dove andare e vedete sta arrivando davanti, proseguiamo avanti finché si intensifica e troviamo la fonte. Questo è il problema, che loro la fonte non la trovano perché diciamo il suono è come se girasse intorno a te. Quindi dove lo vai a trovare la fonte? Non ci sta. Posizioni a destra e ti fa vedere che è lì, cioè ti fa vedere tutti i lati. Quindi è impossibile localizzare da dove arriva. Quindi ragazzi, come sempre, rimane un mistero nel mistero e credo che non sapremo mai che cos'è, come sempre, poi è finale. Anche se lo sanno non lo diranno mai, questo è poco ma sicuro. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata. Se saprò qualche cosa, anche se già ve lo dico in partenza, sicuramente non ci sarà nulla da dire perché non diranno mai nulla. E ci sentiamo al prossimo video strano come li chiamo io, oppure qualche video buono, speriamo bene che il prossimo non sia così tragico come ogni volta. Però purtroppo ragazzi, come sempre dico, le belle notizie ragazzi esistono nella TV. Purtroppo qua stiamo nella realtà. Grazie Rosa, pure a te, ciao Fausto, ciao Maria, ciao a tutti, ciao avvocate. Quindi continuano questi suoni, diciamo, apocalittici in tutto il mondo, quindi mo, indipendentemente che stai in Italia o stai a Brooklyn, o stai in America o stai in Canada, questi forti rumori ci sono, ma non si sa da dove vengono, quindi nessuno lo sa, neanche gli scienziati, quelli della NASA, figuratevi se lo possiamo sapere noi. Quindi ragazzi, come sempre, mistero nel mistero. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi.